Rifiuti, avanzi di cibo, bottiglie abbandonate lungo le mura e sulle panchine, in un luogo con vincolo monumentale. Parliamo dell'area del castello ad Arzignano, spesso trasformata, come segnalato nei mesi scorsi dai cittadini, in bivacco. Nell'ultimo controllo, la polizia locale, in piazzale della Vittoria, ha sanzionato 5 giovani intenti a consumare pizze e carne con 12 bottiglie di birra sulle panchine. Per loro è scattata la multa da 50 euro. Grazie alle polizie locali siamo riusciti a intervenire e sono stati sostanzialmente sanzionati sul posto ben 5 individui che ovviamente, come si vede dalle foto, avevano lasciato lì birre ed alimenti quali pizza ed altro proprio sulle panchine. È di un anno fa la decisione del Consiglio Comunale di approvare il divieto di consumare alcolici e cibo all'interno dell'area con tanto di cartelli informativi a salvaguardia del decoro e in considerazione del vincolo di valore architettonico che tutela l'area sul piazzale. All'interno delle mura del castello è vietato sostanzialmente il consumo di alcolici e di prodotti da fast food, proprio perché altrimenti si rischiano questi fenomeni di degrado.